Ciao a tutti, oggi vi volevo far vedere tutti i regali di Natale che ho ricevuto. Iniziamo subito. Allora, li ho messi tutti in questo paccone, è gigante, questo bustone gigante, e un altro è sotto, ma iniziamo prima di sopra. Allora, da Tezenis, qua mi sono autoregalata questa maglioncina, aspetta che riesco a mettere bene, visto che ha una forma strana. Questo maglione, se lo vedete bene, che è lungo, c'ha le maniche così e poi molto abbondante con tutti i lustrini, molto carino. L'ho pagato, sento il prezzo, se lo vedete, sento poco, 22,90. Abbiamo visto. Beh, la mia amica Valeria, con la sua figlioletta Matilda, che mando un bacione, mi ha regalato da, se lo vedete, Joshua Kids, metto tutti contatti per la prima, che è la mia prossima amica Emanuela, che saluto. Mi hanno regalato questa magliettina qua, mi piace tantissimo, bianca lattica con la stellina verde di Natale, apprezzatissima. Poi la mia zietta Paola con mio zio e mia cugina Martina, sempre da Tezenis, mi hanno regalato questa magliettina super carina. La vedete che fa? Troppo bella, non è abbastanza maglietta, ma vabbè. Poi la mia mamma mi ha regalato da questo negozio qui, che è il negozio della mia cuginetta acquisita Anna, che saluto, mi ha regalato questo pacchettino carinissimo, questo, se riesco a farlo vedere per bene, questo maglioncino morbidissimissimo, nero, normale, e finisce con tutte le frange, molto bello, e poi SM, che non sono molto salito con niente. Poi iniziamo con la sua custodia, ok. Poi la compagna del fratello del mio fidanzato mi ha regalato da Yamanai queste mutandine, queste dietro, carinissime, con davanti, forse per Capodanno, perché ho preso qualche chilo con Natale, le feste.
niente. Poi mia suocera mi ha regalato questo paio di calze. Questa è ancora fatta a mano, sono bellissime, sono azzurre come la mia sciarpa, sarà tutta azzurra. Questo paio di calze viola e bianca, queste sono caldissime, io sempre freddo ai piedi. E poi mi ha regalato questa qui, che la faccio vedere nella scatola perché dovrei montarla. Quando ce l'avrò montata ve la farò vedere. Comunque questo è un portacandela con sopra la girandolo con tutti i fiorini che girano. Bello bello. Sono un po' squattata. Oh. Comunque andiamo avanti. La mia zietta Tiziana, che saluto, mi ha fatto questo qui. Chiudiamo la scatola. Io mi sono anche storto, però questo qui, se lo vedete bene, eccolo qua, troppo bello. Ok, poi il mio fratellone mi ha regalato, se lo vedete, eccola, l'Xbox One con all'interno un gioco più un altro gioco da scaricare gratuito, c'è all'interno. Invece mio fidanzato mi ha regalato sempre un gioco dell'Xbox e mi ha regalato la copertina del PC, la pellicola da mettere dietro allo schermo con una fotina che ve la farò vedere in foto, in qualche video, perché adesso sto dicendo dalla webcam, non la potete vedere. Poi la mia mamma, avete qualche maglioncino, mi ha regalato il maglione che avete visto nel dietro di me, quello rosso, e mi ha regalato questi qui, questi aghi bellissimi che io volevo neri, non c'ero più, sono contentata di questi blu che sono bellissimi, caldissimi. Poi i parenti mi hanno fatto anche qualche soldino che sto risparmiando. E poi niente, penso di avermi fatto venire tutto. A me cosa sono da far vedere. Sì. Sulla prestazione, bravissima. Allora, i miei amici Jonathan e Laura mi hanno regalato questa bellissima tazza, una confezione di Bottega Verde con all'interno la crema mani al pepe rosa, che è un gelo buonissimo. Tutti i giorni un po' di crema, quindi d'inverno soffro molto di mani secche, soffro molto secca e utilissima. Poi mia mamma mi ha regalato questo, cioccolatini bonbon con American Nintendo, sembra quello di Shrek. E io mi sono regalata questo
il cavalletto che si piega in qualsiasi modo. L'ho messo per la fotocamera, però proprio su Amazon, spettacolare, spettacolare. Comunque mi sembra di avervi fatto vedere tutti i regali che mi hanno regalato, come sono fatta. Sì, questo mese è stato più dispendioso, come altri regali ne ho fatti pochi, ho fatto più regali per i parenti e gli amici. Anzi, sono più contenta quando faccio regali parenti e amici che a me, perché almeno sono spese giustificate. Comunque, io e quando Zenzi vi salutiamo e vi mando un grande bacio. Ciao!